Una corona di gigli bianchi e iris viola sull'argine del Gorzone, dove sabato sono stati ritrovati i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino, il poliziotto che si era gettato in acqua per cercare di salvarlo. La famiglia del pensionato non si dà pace, si sente in colpa con la famiglia di Zorzino. Io ho assistito tra l'altro nei giorni scorsi, nella giornata di venerdì e di sabato, alle ricerche lungo l'argine, a questo momento struggente in cui sono stati trovati i corpi dei nostri due amici e al momento in cui assieme a Don Ulisse proprio abbiamo dato la benedizione. Tra l'altro assistevo anche a questo momento in cui il figlio di Valerio voleva chiedere scusa alla famiglia di Domenico e la famiglia diceva non devi chiedere scusa di niente perché è un gesto che Domenico davvero ha sentito di fare, quello di fare di tutto per salvare la vita per una persona che aveva bisogno. Le due famiglie domenica si sono parlate al telefono, si sono strette in un abbraccio a distanza, unite nel dolore. La moglie del poliziotto ha cercato di consolare il Buoso spiegando che Domenico era fatto così, sempre pronto a soccorrere il prossimo. Un gesto che lo ha portato già in paradiso, ha detto Don Giampaolo, parroco di Anguillara, che in questi giorni sta confortando le due famiglie. Non oso pensare che non sia già in paradiso chi dona la sua vita per il proprio fratello, chi ha fatto proprio come Gesù che sulla croce è morto per salvare tutti noi e Domenico ha fatto proprio questo, non ha avuto timore di affrontare il rischio della morte proprio per aiutare una persona che era in difficoltà e quindi ci rimane davvero questo gesto di altissimo valore umano, anzi un valore divino potremmo dire. Venerdì pomeriggio Domenico Zorzino, libero da servizio, stava passeggiando sull'argine del Gorzone con i suoi due cani quando ha visto l'auto di Valerio Buoso inabissarsi in acqua. Ha eseguito tutto secondo le regole, prima ha allertato i soccorsi, poi si è gettato in acqua. I due border collie sono rimasti fermi a guardare il loro padrone. Un destino beffardo, anche quello di Valerio Buoso, forse tradito da un malore alla guida. Martedì si doveva operare al cuore.